Per rimanere aggrappati alla speranza playoff, la Roma Calcio 8 può solo vincere contro un Real Granella che nella scorsa giornata ha compiuto un mezzo miracolo, superando 5-4 la Pisana e riaprendo il discorso salvezza. Buonasera e benvenuti al Ciriaci per la 23esima giornata di Serie A. Tutto pronto per l'inizio del match, Real Granella che attaccherà da sinistra verso destra. Risponde la Roma in maglia bianca, da destra verso sinistra. Inizia il match con il Real Granella, subito in possesso di palla. A far circolare la sfera Roma che recupera subito centralmente un pallone, prova ad andare subito centralmente con il suo numero 10, si sposta il pallone sulla destra, la mette subito al centro, pallone che viene deviato, poi sul secondo palo non arriva nessuno. Prima occasione per la Roma. Lancione profondo di Rao a cercare la testa di qualcuno, la palla filtra, in qualche modo la difesa riesce a recuperare la sfera, poi ancora un pallone contesa e Real Granella ancora in possesso che fa circolare la palla da dietro. Ora dalla destra il tocco centrale, ancora sale al piede il centrocampista, recupero della retroguardia della Roma e può partire centralmente con Seferi. Roma in possesso di palla, riparte bene dalla difesa. In questa fase il Real Granella sta pressando subito molto alto, cercando di interrompere il possesso palla dei ragazzi in maglia bianca. Ora Feola molto bravo, in qualche modo riesce a filtrare la sfera, ancora centralmente la Roma, poi palla spostata sulla sinistra. La prima conclusione della partita ci ha provato indelicato. Lancione profondo a cercare un colpo di testa, il pallone sfila, rimesso dal fondo che Gabriele può battere. Lancio profondo a cercare lo stop ora di un giocatore in maglia bianca. Rimessa battuta subito lunga, Feola riesce a coprire la sfera, poi Capitan Seferi la perde perché il servizio decisamente impreciso, ha cercato subito il passaggio in verticale. Ora Rau lancia molto profondo a cercare un attaccante davanti, la Roma riesce a recuperare la sfera e centralmente sbaglia il tocco il numero 6 in maglia bianca. Tentato Oliva a verticalizzare. Ancora Roma in possesso palla. Dalla destra c'è poco spazio, il Real Granella fa molta densità, in qualche modo cerca di far filtrare la sfera. Liotti chiede il pallone a più riprese, poi l'ha rimessa laterale, non sanno a chi batterla, in qualche modo palla che riesce ad arrivare a un giocatore da centrocampo, il sinistro, arriva subito il gol, è Capitan Seferi, sono 21. Roma subito in vantaggio dopo pochissimi minuti, sono passati circa 4 minuti di gioco. E presto sono subito altri giocatori in maglia bianca. Centralmente prova il Real Granella.
Oliva batte per un compagno. Ora la pressione del Real Granella a dar fastidio in quella fase. Rimessa battuta lunga a cercare Feola che cerca di proteggere la sfera in qualche modo. Poi la perde e Rau. Può ripartire l'azione, il lancione profondo di Rau. E batte velocemente la Roma sul pressing di Muraca, due tocchi molto bene, ora la squadra in maglia bianca, il tocco di Liotti, poi pallone girato sulla destra per Feola che riesce a prolungarla dove c'è un compagno ancora indelicato che punta la porta, indelicato, c'è una sovrapposizione interessante, ancora sulla sinistra, la conclusione, Rau va giù, ci ha provato Liotti, Real Granella che riesce in questa fase a recuperare il possesso della sfera, ora sotto pressione del centrocampo in maglia bianca, esce molto bene il centrocampo del Real Granella, ora fronte sinistro d'attacco, una possibilità, poi chiuso l'attaccante sulla ribattura del difensore, poi in qualche modo ancora accarezzare il pallone, l'arbitro lascia tutto giocare, poi fronte destro d'attacco, ancora Roma con il capitano, va via da solo sulla destra, la palla viene messa al centro sul secondo palo, un intervento di Rau fantastico. Una corsetta indietro, Cla, piano piano dentro al campo, Cla, vieni. A tirare, a tirare. Bravo, Vale. Bravo, Francesco, rimessa battuta corta, il servizio in verticale per Muraca, poi palla che arriva ancora tra le braccia di Rau. Lancia profondo il numero 12 del Real Granella. Ancora Roma centralmente, Feola prova a raggiungere un pallone che sembra perso, in qualche modo ci va a lottare. Ora il lancione profondo, si riparte da rimessa laterale in zona d'attacco per la Roma. Seferi chiede palla, eccolo qui che riceve, poi il tocco d'esterno interessante sulla destra, il cross al centro, il colpo di testa, Rau fantastico, poi sulla ribattuta, Feola fa 2-0 Roma. Batte il Real Granella 2-0 in 7 minuti per la Roma. Questa fase della partita è veramente molto intensa, poi lo scavetto sotto a cercare un compagno, rimpalla, arbitro che fischia un calcio di punizione. Parte Zaccagnini, la mette al centro sul secondo palo ma non arriva nessuno, servizio troppo lungo. Può ripartire la Roma, palla a terra da Gabriele, poi verso Capitan Seferi che si abbassa a ricevere la sfera, poi al centrocampo ancora la pressione del Real Granella. Sempre Muraca a dar fastidio all'impostazione della Roma, poi da quella parte riesce ancora il Real Granella a recuperare la sfera e a giocare a centrocampo, c'è poco spazio, molta densità anche da parte della Roma. Poi centralmente ancora si riparte dalla difesa, il pressing, a non far ragionare i giocatori che sono in possesso di palla. Zaccagnini il tocco d'esterno, poi girato sulla destra, ancora per Zaccagnini che cerca l'aiuto di un compagno, arriva adesso il servizio centrale, buono, ancora per il numero 11 del Real Granella che fa 2-1, Muraca, grandissimo gol. Forza, giochiamo, dai, tranquillo, senza problemi, dai. Però continuiamo a giocare, Real Granella che ha reagito ancora dopo 2 minuti, gol a raffica in questa fase della partita. Roma che appena abbassato l'intensità ne ha approfittato subito la squadra di casa, ora dalla destra la protezione di Feolo. Ancora Feola, il servizio
centrale da fuori, il numero 10 nella maglia bianca, poi sul secondo palo non arriva nessuno. Lancione profondo, la spizzata di testa di Muraka e viene circondato poi Liotti. In questa fase il possesso di palla del Real Granella, poi dalla sinistra recupera molto bene la Roma sul fronte destro d'attacco con Capitan Seferi, punta la porta, Seferi si sposta il pallone sul destro, la mette al centro dove c'è Feola, salvataggio incredibile del difensore, poi ancora Real Granella in possesso di palla, il cambio di gioco leggermente impreciso, la protezione di palla, sfera che finisce fuori. Rimessa battuta lunga, dove Feola non riesce a recuperare la sfera, poi in qualche modo dopo un errore della retroguardia la Roma recupera il possesso e può avanzare ancora con Liotti, il suo numero 10 attaccato da 2 avversari, calcio di punizione. Il cambio di gioco, punizione battuta velocissima, sul secondo palo non c'è nessuno. Rimessa battuta corta, ancora Roma a pressare molto alto. Roma ancora a far pressione, ora riesce a recuperare la sfera, poi Seferi, che palleggio di Seferi, Feola riesce a proteggere la sfera, poi Real Granella che recupera ancora il servizio centrale per Muraka che riesce, secondo l'arbitro non riesce a guadagnare una rimessa laterale che viene data alla Roma. Rimessa battuta corta, ancora Real Granella a far densità da quella parte, a soffocare la manovra della Roma. Muraka, il tocco dietro interessante ancora per l'attaccante, il lancione profondo, recupera ancora il centrocampo del Real Granella, una conclusione da fuori, palla che finisce al lato, ci ha provato De Seta. Lancione profondo a cercare Feola, la sponda, come al solito punto di riferimento là davanti, poi Seferi, guardate cosa fa, in mezzo a due avversari, ancora Seferi per Feola sul secondo palo, gol straordinario, 3-1 Roma, Feola. Roma che ne ha fatto subito un altro, Real Granella aveva reagito nel momento giusto, poi ancora un altro gol di Feola, una doppietta personale per lui oggi a demolire le speranze del Real Granella, ma il match è ancora lungo, proprio Real Granella che ha dimostrato contro la Pisana di fare un'ottima gara, soprattutto ora, calcio di punizione da parte dell'arbitro. Qua sulla destra, stai Zaccagnini, esce, stai qui, va bene. Calcio di punizione da zona molto pericolosa. Con il destro, palla che viene respinta dalla barriera, poi il pallone che rimane ancora fuori, sarà calcio d'angolo. Tentativo che è stato di Angelucci. Sulla linea, no, sul portiere! Per lui 15 gol stagionali. Angelucci ha dimostrato di essere un attaccante veramente tuttofare, ora va anche a battere il corner. Mucchi al centro, va direttamente in porta, palla che viene deviata da un difensore della Roma e sarà corner dall'altra parte. Secondo corner consecutivo per il Real Granella, questa volta da destra, il cross è messo sul secondo palo. Seferi a due tocchi, quella fase è complicato, poi gestire il pallone, ora arbitro che non fischia, ora fischia un calcio di punizione in favore della Roma. Ai danni di Liotti,
che si era involato molto bene da quella parte. Ora il possesso palla della Roma con Oliva, la gira da quest'altra parte, il servizio ancora per Seferi che sta svariando su tutto il fronte, come al solito una vera freccia. Real Granella che perde un pallone bruciante da quella parte, poi Feola il tentativo di finta. Roma ancora in zona offensiva, Liotti chiede palla, il servizio è per Feola, come al solito la sponda, il cross è teso al centro, sul secondo palo non c'è nessuno però. Vieni in mezzo, bravo così. La rimessa battuta molto lunga ancora per il numero 11 del Real Granella che viene chiuso, Muraca il più attivo di suoi sicuramente. Ha Desità l'incombenza di battere una rimessa laterale Movimento ora! dal fronte destro, la batte molto lunga, il servizio al centro per Angelucci che viene chiuso molto bene, poi indelicato fa partire il contropiede, c'è una situazione di parità numerica, poi il pallone è girato dall'altra parte dove c'è Feola, si sposta il pallone sul destro, Feola cerca lo spazio per il tiro, ancora Feola, lo scarico per Capitan Seferi dall'altra parte, va via Seferi, il tocco per un compagno, ancora Feola che va praticamente a raccogliere il pallone. Ora Seferi cerca il servizio, Seferi va via da solo facendo tutto benissimo ancora per Feola, la difende lui da quella parte, viene attaccato da due avversari, poi perde anche il possesso di palla. Il Real Granella che può giocarla vicina al centro a cercare di impostare da quella parte, pallone che viene tenuto in campo in qualche modo, c'è Indelicato che chiede palla ma centralmente c'è un altro giocatore, l'arbitro lascia proseguire su delle proteste su un fallo di mano, il lancio profondo, Oliva di testa, il colpo di testa ancora qui sarà rimesso al laterale in favore della Roma. Vieni, mettete qua Francesco. Feola va a chiedere il pallone, sarà almeno il terzo stop di petto, la terza sponda di petto di Feola, da cui ha anche scaturito un gol e ora progressione centrale lo scarico sulla destra, il cross al centro e sarà calcio d'angolo. Ennesimo calcio d'angolo per il Real Granella, il cross sul secondo palo, il tentativo, poi palla messa fuori. Feola riesce sempre ad arrivare prima su queste situazioni e poi a sganciare i giocatori che partono dalle fasce. Ora Seferi fa tutto bene, Seferi, Rau in qualche modo con i pugni, poi palla che carambola su Feola e rimessa dal fondo. Ancora a pressare Liotti da quella parte, Real Granella che fa circolare la sfera, sembra aver recuperato in questa fase il Real Granella cercando di gestire meglio il pallone e rendendosi pericolosa. Servizio centrale e palla ancora per Feola, la sua sponda, il controllo non concreto, poi in qualche modo palla che va a finire a Seferi, c'è un'ostruzione e l'arbitro fischia calcio di punizione. Forse perché il giocatore più mezzo che ha fatto 2 o 3 strappi. È rimasto il solo Marrocco sul pallone, parte lui con il destro, basso, pallone che filtra, ma finisce fuori. Mettiamoci ognuno al posto suo, Dani, occhio lì Dani, Pronto Rau. La rinvia molto lunga con le mani a cercare un compagno, il servizio è troppo lungo. Rimessa a battuta corta, ancora la pressione della Granella che recupera un ottimo pallone, il servizio tra le braccia di Gabriele che fa ripartire l'azione.
due squadre ora che sono decisamente più allungate rispetto ai primi minuti. Il lancione profondo a cercare il solito Feola, riesce a spizzarla di testa, se la tiene lì, poi l'arbitro lascia proseguire, ci sono delle proteste su una sospetta trattenuta. Il lancione profondo subito di Rau, da quella parte c'è Muraca, si difende molto bene Muraca, si allunga Gabriele sul secondo palo, ancora il tentativo e Gabriele in calcio d'angolo. Rimessa battuta corta. Aspetta, in senso eccolo là, perché giochiamo per 4. Siamo tutti pure presso lì. Noi siamo dignati, una cosa tranquilla, giochiamo tranquillo. Stai tranquillo. Raga, ma che serve? Giochiamo per favore, senza chiacchierare. Serve un cazzo chiacchierare, per favore. Rimessa di Oliva, battuta corta. Pressing omogeneo da parte del Real Granella. Il servizio al centro, le fasi di impostazione, si rischia qualcosina, poi in qualche modo la Roma riesce a uscire fuori da una situazione complessa, il servizio per Feola, poi palla che filtra. E possesso palla per il Real Granella, ora un dribbling in quella fase, il servizio lungolinea, recupera ancora la sfera Klaus Seferi, il tocco centrale, la Roma prova a recuperare un pallone a centrocampo ma c'è un calcio di punizione. Allargatevi, a destra! De Seta che va sul pallone, parte lui direttamente in porta, colpisce lo stesso autore del fallo. Rimessa battuta molto lunga in questa fase, va ancora Real Granella in possesso, il piattone palla che finisce fuori. Primo time out della gara. Facciamo parlare in strada. Fine del primo time out, la Roma può ricominciare battendo una rimessa laterale. Rimessa battuta ora, corta vicina. Il Real Granella a fare subito densità nella metà campo avversaria e la Roma a ragionare con calma. Ora il lancio centrale per il solito Feola che scarica molto bene per Seferi, viene anticipato poi Seferi in qualche modo. I due che scambiano sempre davanti il pallone si trovano a meraviglia, ora il servizio centrale lo scarica ancora sulla destra. Ancora Feola che viene a prendere il pallone addirittura a centrocampo, poi fronte sinistro d'attacco il colpo di tacco complesso che non filtra sempre per Feola. E ricomincia
arbitro che fischia un fallo in favore della Roma. Marrocco e la Roma gioca subito corto, poi il pallonetto a cercare un giocatore che è totalmente libero da quella parte, poi la palla esce fuori, ancora Marrocco che va a raccogliere un pallone indisturbato, cerca l'aiuto di un compagno che arriva, ancora Marrocco ad impostare e ricomincia con tranquillità da Gabriele che la lancia profonda a cercare sempre Feola che riesce a stoppare magicamente un pallone. Feola, la sfera filtra e Real Granella che riesce a recuperare la sfera, a far ripartire l'azione, il tocco d'esterno molto interessante per Muraca che prova lui con il destro, palla che finisce fuori. E Roma che ricomincia come al solito da dietro, palla a terra. Marrocco, Oliva, ancora il servizio per un compagno. Ancora Oliva per Marrocco che si è abbassato, riesce a gestire la sfera in una zona complicata. Poi lungolinea, il servizio è impreciso, il numero 3 in maglia granata riesce poi a perdere la sfera perché c'è Seferi sulla destra che serve. Feola centralmente, ancora Feola, avanza Feola, viene chiuso all'ultimo secondo, ancora Feola che recupera la sfera e lotta tra due avversari. Rau può battere la rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Guarda la palla. Va bene così. Tienila lì. Dai Simo. Lancione profondo a cercare la sponda di un attaccante. Si prende il fallo Angelucci, calcio di punizione. È pronto Angelucci. Dalla postura del corpo potrebbe calciare d'esterno. Va così. Palla che filtra sul secondo palo, poi una girata. Incredibile! Il gol del 3-2, accorcia le distanze il Real Granella. Perché lui ha protestato 3 volte, non ho sentito, non hai detto, non hai fatto e famo cacciare. E poi facciamo più cacciare ancora a giocare. È un gol pazzesco quello di De Seta.